Quando arrivano il treno si attraversano all'ultimo minuto, chi ha più coraggio attraversa all'ultimo minuto rischiando la vita. Sabato scorso ho visto una ventina di ragazzi che hanno attraversato il terraglio venendo in contromano, che le macchine hanno dovuto bloccarsi, altrimenti investivano questi ragazzi. Per non parlare poi fuori dalle scuole, facciamo una via Gagliardi, tanto per dare un esempio, dove alzano le ruote, corrono con una sola ruota e fanno la gara a chi va più vicino alle macchine che si fermano perché non li investono. Giorni difficili a Mogliano, un gruppo di minorenni sta letteralmente rischiando la propria vita, ma anche mettendo a repentaglio l'incolumità altrui per sfidarsi in imprese al limite della tragedia, forse da mettere sui social, forse solo per farsi belli nel branco. Loro stanno mettendo in discussione la propria gioventù, la propria vita, perché un incidente, una toccata, si spezza la schiena, una botta sulla testa, significa, cari ragazzi, perdere il domani e la vita, il domani è vostro. Difficile dire quali siano i modi per arginare questo fenomeno ormai nazionale. I comuni hanno armi spuntate e Muraro invoca la responsabilità delle famiglie. Qui abbiamo la nostra polizia locale che sta intervenendo per quanto gli è possibile per portare una educazione anche a questi ragazzi. Purtroppo tante volte vengono interessate le famiglie e le famiglie scaricano sulla scuola. Io credo che bisogna assumersi un po' di responsabilità anche all'interno delle famiglie. La famiglia è il primo educatore dei giovani, dei ragazzi. Sto parlando di ragazzi delle scuole primarie, sto parlando di ragazzi delle scuole secondarie. Il vice sindaco promette più telecamere di sorveglianza anche a seguito del grave episodio vandalico che ha visto coinvolti gli impianti sportivi di Campocroce, imbrattati con scritte offensive ed oscene. Sono dei costi, ricordo, della collettività, saremo noi a dover tirar fuori 10.000 euro dei cittadini moglianesi per ripulire quella situazione, così come è successo a Zerman, dove hanno imbrattato i bagni del cimitero, luogo ancora sacro, un luogo dove sicuramente non si sarebbe mai successo una cosa del genere, per non parlare di quello che delle volte succede anche in centro a Mogliano, dove hanno imbrattato il Brolo, che è un centro dove viene fatta delle mostre di cultura. In questo caso, grazie alle telecamere, e ripeto che io voglio implementare qui a Mogliano, abbiamo identificato i colpevoli e dopo un iter burocratico abbastanza lungo hanno pagato il 70% dei costi di pulizia che il comune ha dovuto fare.